Dare una mano a tutte quelle persone che gratuitamente, fondamentalmente, stanno aiutando le persone non autosufficienti a casa. Quindi una legge regionale, come in altre regioni, deve essere fatta in maniera veloce anche nella Regione Veneto. La richiesta è chiara: aumentare le risorse per l'assistenza, soprattutto domiciliare, degli anziani. L'allarme lo lancia la CGIL, che unitamente al rapporto presentato nelle scorse ore sulla scarsa integrazione sociosanitaria nella nostra regione, sottolinea come l'invecchiamento della popolazione sia un problema quanto mai attuale. Nel Veneto abbiamo circa 300.000 persone anziane non autosufficienti. Di queste 300.000 persone, 30.000 circa sono nelle case di riposo, nei centri servizi, altre 100.000 circa sono assistite dalle badanti, dalle assistenti familiari, di cui il 60% irregolari, e poi abbiamo 170.000 persone che sono assistite dai caregiver. Numeri che si riflettono anche nella capacità delle RSA del Veneto di ammortizzare liste d'attesa e disponibilità di posti letto. 30.000 persone sono nelle case di riposo, però ci sono in lista d'attesa circa altre 10.000 persone. Quindi dobbiamo arrivare velocemente a una riprogrammazione dei posti letto di circa ulteriori 10.000 posti. Solo l'1,3% delle persone ha un'assistenza da parte dei comuni e solo il 3,5% ha un'assistenza domiciliare integrata. Cifre che sono destinate inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, sia per quanto riguarda le cronicità sia per il numero di over 65, motivo per cui dalla CGIL arriva la